di ogni soggetto abbiamo ricostruito non solo i connotati fisionomici, ma anche quelli che erano i dettagli del suo abbigliamento. In particolare le uniche cose che diciamo non erano scure di questo abbigliamento erano le calzature. Sono stati i dettagli come la fluorescenza e i marchi delle scarpe indossate a fare la differenza nella complessa attività investigativa che ha portato al fermo di 3 dei 4 delinquenti che nella notte tra il 27 e il 28 luglio scorsi hanno colpito tra Marca Trevigiana e Udine. 2 le rapine consumate, vestiti completamente di nero, eccetto proprio per le scarpe, e travisati con dei passamontagna. La prima alle 23:30 alla sala slot Las Vegas di Silea, la seconda circa 3 ore dopo all'Admiral di Remanzacco. In entrambi i casi i malviventi sono entrati in azione armati di forconi, badili e bastoni, così a Silea. Uno è rimasto fermo dentro la sala dicendo appunto ai clienti di non muoversi, altri 2 sono venuti verso l'ufficio dove appunto ci sono le casse minacciando i clienti che erano qua del banco del bar sempre di non muoversi. Una vera e propria scorribanda, quella del comando, a bordo di un Audi Avant colore argento che non è passata inosservata. È stata fatta un'analisi, vorrei dire, certosina di tutte le immagini degli impianti di videosorveglianza che siamo riusciti a recuperare. Occhi elettronici che hanno permesso di stabilire la traiettoria della fuga, compreso il mancato pagamento dei pedaggi in A4, diversi gli stratagemmi usati prima e dopo i colpi. Hanno rubato le targhe sia in occasione del primo assalto, le targhe erano state rubate a Roncade, che in occasione della seconda rapina le targhe erano state rubate a Pradamano, in provincia di Udine. L'epilogo il 31 luglio, quando l'auto viene fermata dalla polizia per un controllo di routine ad Aurisina, vicino Trieste. È qui che l'incrocio delle informazioni porta al fermo degli occupanti 3 cittadini rumeni di 22, 23 e 26 anni che forse erano diretti oltre confine. Se il diavolo si nasconde nei dettagli, il ladro stavolta è nelle scarpe. I soggetti che sono stati fermati in provincia di Trieste ad Aurisina erano proprio in possesso di queste scarpe particolari, di queste calzature particolari ed erano tra l'altro perfettamente identici a livello di connotati fisionomici ai soggetti responsabili delle rapine. Con loro anche 5.000 euro in contanti, più o meno l'ammontare del doppio colpo. Il fermo viene convalidato dal GIP del Tribunale Giuliano. Tutti e 3, 2 di questi con pesanti precedenti, restano in carcere a Trieste. Cerchiamo il quarto complice, ma stiamo cercando anche di allargare le indagini ad altre province perché siamo abbastanza certi che questi soggetti abbiano commesso altre rapine in altre province del nord Italia.